pensavo a come sta mutando il sistema dell'arte, a come un tempo gli artisti avessero bisogno di curatori, di critici, di una galleria di riferimento, se impegnati nel settore delle arti visive, o di un editore, di un distributore, se dei poeti o degli scrittori, o di una casa discografica, di produzioni, qualora fossero stati degli artisti, dei musicisti, e pensavo che oggi in realtà tutti sono messi in condizione di autodeterminarsi. Questa autodeterminazione però spesso parte non da se stessi, non dalla propria ricerca, non dalla propria motivazione, non da una ricerca di senso del sé, che sfocia nell'espressione artistica come libertà intesa come forma di disciplina, ma spesso questa motivazione la si cerca attraverso dei guru online. Penso a personaggi come Montemagno, come Ruby Bandiera, che sono lì a consigliare agli artisti, e non solo agli artisti, a chiunque si cimenti in un'impresa di comunicazione, come comunicare nel miglior modo possibile. In altre parole, consigliando delle forme migliori di comunicazione che allontanano il sé dalla propria comunicazione. Tutto questo mi sembra poco indie.